Un monitoraggio continuo nelle scuole per isolare in tempo eventuali contagi da Covid-19. A pochi giorni dal ritorno in aula, al netto dello stop elettorale negli istituti che afferiscono al territorio dell'US 3 Serenissima, si segnalano 13 positivi e una quarantina di contatti in quarantena su una popolazione scolastica di 98.000 persone. Una sola classe al momento isolata, ma cosa succede quando in una sezione emerge una positività? Comanda l'indagine epidemiologica, un meccanismo scientifico che permette di stabilire azioni specifiche e personalizzate. Significa che ogni caso fa storia a sé. Non è automatico il fatto caso positivo, classe in quarantena, ma comanda appunto l'esame attento da parte dei nostri tecnici che valutano tutte le condizioni in cui si è sviluppata quella positività e che insieme all'autorità scolastica decide il da farsi. Quindi non c'è un automatismo soggetto positivo, classe in quarantena, ma c'è appunto attenzione a quel caso, a quella persona, a quel soggetto, su come ha sviluppato la sua positività, su chi è stato in contatto, quanto tempo e così via. E questo è un dato importante, insomma, ecco. Due numeri: abbiamo effettuato dal 14 di settembre sulla popolazione in età scolastica 1670 tamponi. Abbiamo riscontrato 13 positività, 1670 tamponi su soggetti sintomatici, quindi con una sintomatologia che poteva far pensare alla presenza del coronavirus, 13 sono risultati soggetti positivi. E poi abbiamo 3 operatori positivi, quindi su una popolazione scolastica che abbiamo visto essere attorno ai 98.000 soggetti. Queste 13 positività hanno interessato 16 istituti scolastici su 175. Le scuole sono ben organizzate, dei 37 cluster attualmente attivi nel veneziano solo una ha origine scolastica, gli altri sono familiari e legati al rientro dalle vacanze. Continuano i tamponi all'aeroporto, destinati anche a chi rientra dalla Francia secondo le ultime disposizioni. Indubbiamente è in corso una seconda ondata dell'epidemia, anche se il quadro generale è molto diverso da febbraio e si può definire, nonostante la progressiva emersione delle positività, buono. Questa seconda ondata probabilmente ci siamo anche, no? Abbiamo visto che c'è stata una prima ondata molto forte nel periodo appunto marzo-giugno, poi c'è stata la fase di convivenza con pochi casi e poi da agosto è ripartita appunto la presenza del virus in maniera importante ma diversa rispetto appunto a quello che abbiamo visto nella prima fase. Quindi direi ci siamo in questa seconda fase. Adesso vediamo come evolve il tema scuola, la popolazione scolastica e in particolare il tema influenza, insomma, no? Quindi ecco la raccomandazione di effettuare la vaccinazione antinfluenzale che comincerà da metà di ottobre.